Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Allora, come potete ben vedere ci troviamo proprio dinanzi alla nostra Polonia, la cittadina che ci ha sostenuto in questi ultimi anni, e adesso cercheremo di difenderla proprio dall'attacco degli aggressori, ovvero le forze nemiche campioni di Olimpo, accompagnati alle aquile di Zeus, i vagabondi di Odisseo e anche gli uccisori di Ciclopi. Sono vecchi nemici i quali appunto ci hanno dato fastidio un paio di anni fa. Ovviamente gli RDA, gli Spartani, avete visto anche negli ultimi gameplay, si sono un attimino calmati, li abbiamo proprio circondati e sicuramente braccati alla loro ultima isola, ovvero l'isola di Creta. Però adesso sicuramente i loro alleati storici tenteranno di farci un pochettino danni all'interno della nostra città, quindi dobbiamo cercare di controbattere immediatamente. Io direi di combattere questa battaglia perché, visto che abbiamo un 40-30% in meno di unità, dobbiamo giostrare il tutto come meglio possiamo. Questa volta combatteremo con delle unità che non ci appartengono, ovvero delle unità mercenarie. Sono opliti spartani, meno male che li ho reclutati quella volta. Comunque necessariamente combatteremo contro delle unità nuove reclute appartenenti agli RDA, quindi forse abbiamo qualche speranza. L'unica possibilità che abbiamo a livello della nostra marina è fare sbarcare la flotta di guarnigione proprio nei pressi del faro, in modo tale da ottenere una sorta di supporto in più, anche se non sono uomini molto abili, però sicuramente ci daranno una mano. Il problema sono sia le aquile di Zeus che i vagabondi di Odisseo. Dispongono di molti uomini e potremmo essere distrutti davvero in un contesto di tempo molto breve. Allora, vediamo un pochettino. L'acropoli si estende proprio da questa parte. Il centro della cittadina sarà salvaguardato direttamente dalle nostre unità. Allora, dobbiamo capire intanto da dove attaccano gli avversari. Intanto purtroppo oggi una nebbia fitta che si nota all'orizzonte. Gli avversari attaccheranno con frombolieri schiavi a nord, accompagnati da una cavalleria illirica, opliti illirici molto duri da gettare a terra, quindi sicuramente ci daranno del filo da torcere, e anche delle leve illiriche. A quanto ho capito ragazzi, gli avversari non hanno unità navali, hanno esclusivamente unità di terra. Questo ci sicuramente aiuta, però dobbiamo saper giostrare tutte le nostre unità. Purtroppo abbiamo un'unica unità di frombolieri britanni, la quale sarà fondamentale nelle retrovie. Allora, vediamo di capire. Gli avversari attaccheranno da questa parte. Io direi di intanto le nostre imbarcazioni sbarcheranno qui, vediamo un po', nei pressi del faro, come vi ho detto. Purtroppo non si vede un accidente, infatti anche io faccio difficoltà, però anche gli avversari sicuramente avranno problemi con la loro visibilità. Infatti guardate un pochettino, abbiamo anche acceso i fuochi di campo. Allora, vediamo un po'. Posizioniamo in prima linea, io direi, le nostre unità di agricoltori. Come carne da macello può andare abbastanza bene. Vediamo di porre la prima fila, la prima unità di volontari, coloro che hanno lasciato le proprie abitazioni per difendere il loro pane quotidiano. Quindi vediamo di posizionarli qui. Questi sono uomini abili, hanno già combattuto diverse battaglie. Comunque il gruppo di soldati con spada vediamo di utilizzarlo in maniera molto particolare. 3 unità dietro la prima linea, perfetto. Un'unità di frombolieri da questa parte, e vediamo di utilizzare quasi la stessa tattica dell'altra volta. Vi ricordate che abbiamo accerchiato gli avversari qua sotto, ragazzi? Abbiamo effettuato una specie di giro a 90 gradi per colpirli. Allora io direi di effettuare quasi la stessa cosa, visto che ha funzionato, perché non farlo? Però il problema è che gli avversari adesso sono un po' di più. Vediamo un po'. Io direi il generale lo posizioniamo proprio dietro la prima linea, vicino agli agricoltori, visto che hanno un morale davvero molto strano, molto frivolo, quindi vediamo un pochettino di stare attenti. Altre 2 unità di agricoltori cercheranno di controbattere su questo frontone, accompagnati anche da altri gruppi di soldati con spada. Le unità di spartani appunto da queste parti. Date un'occhiata al loro attacco corpo a corpo, al loro morale di base, certamente superiore a quello dei gruppi di soldati. Un altro gruppo da questa parte per cercare di controbattere sul frontone ovest. E inoltre la nostra colonna portante dell'esercito, i nostri grandi soldati con spada, cercheranno di attaccare certamente da un lato. Poniamoli tutti da una parte, perfetto. Le nostre, se non sbaglio, 5 unità, ok, uomini molto abili, fedeli al giuramento, che hanno giurato di servire la nostra causa. Allora, sì, raggruppiamoli sotto un altro gruppo, potrebbe essere molto comodo perché sono unità che devono essere abbastanza mobili, e i nostri carri da guerra ci forniranno una sorta di supporto sempre dalle retrovie, visto che sono molto abili anche nel combattimento corpo a corpo. Purtroppo occupano
occupano troppo spazio, cercheremo di giostrarli come meglio possiamo. Allora, io direi, ragazzi, di collocarli magari da queste parti, sempre per aggirare il nemico. Allora, vediamo di formare un unico gruppo almeno, che sono troppo... cioè, occupano troppo spazio questi carri da guerra, neanche fossero qualcosa di ingombrante. Eccoli qua. Allora, un unico bel gruppo, perfetto, il nostro generale è pronto. Iniziamo la battaglia. Grandioso, i nostri carri da guerra. Allora, abbiamo detto che li mandiamo da queste parti. Attenzione agli spartani, vediamo di collocarli come meglio possiamo davanti a questo frontone. Ok, perfetto. La linea Gustav, ragazzi. Stanno avvicinando. Allora, rinforzi nemici in arrivo. L'avversario sta facendo avanzare le leve illiriche, ma furbamente torna indietro perché deve riuscire a ricompattare un po' il suo esercito. Ha capito che senza rinforzi verrà fatta a pezzi. Noi non abbiamo unità di schermagliatori, non possiamo attaccarlo. Però eccolo qui, ragazzi. Inseguire il nemico sarebbe una stupidaggine, perché non solo allontaniamo le nostre unità dalla nostra cerchia muraria, anche se non esiste una cinta muraria, però perderemo molte possibilità a livello fisico dei nostri uomini, si stancherebbero davvero tanto. Quindi vediamo di stare un attimo calmi. Abbiamo le nostre unità pronte, vediamo di metterci un pochettino meglio. Allora, da queste parti, proprio così, i nostri uomini sono pronti, i carri da guerra verranno messi appunto da queste parti. Vediamo quello che accade, vediamo di aumentare un attimo la velocità, perché gli uomini avversari, eccoli che si avvicinano immediatamente verso la nostra schiera, le leve illiriche. Vediamo di mandare immediatamente i nostri guerrieri con spada, ecco appunto i nostri uomini con le lance alte per cercare di controbattere. Ed ecco che inizia il combattimento diretto tra gli uomini avversari e ovviamente le nostre unità. Sicuramente le faranno a pezzi. Credo che sia stata una specie di contrattempo che ci hanno voluto mandare. Ragazzi, sarà una battaglia che difficilmente riusciremo a vincere. Guardate un pochettino la grande maestosità dell'esercito degli RDA. Date un'occhiata, guardate come avanzano, pliti illirici a tutta manetta. Vediamo se riusciamo a vincere, altrimenti proveremo in un altro modo a riconquistare la città. Non è un problema. Intanto ecco che il nostro primo esercito è riuscito, il nostro secondo esercito è riuscito a ricompattare le file. Abbiamo perso quanti uomini? Vediamo un po'. 5 uomini, purtroppo qualche ubriacone ci ha lanciato una bottiglietta di vodka in testa, però cerchiamo un po' di fare del nostro meglio. Ricordate, ragazzi, che è sempre meglio evitare un conflitto che entrarci. Purtroppo noi non abbiamo potuto fare del nostro meglio per evitarlo e cercheremo di combatterlo fino alla fine. Allora, vediamo, eccoli. Oh, attenzione, ecco che arrivano leve illiriche a tutta forza, galoppano come se li stessero frustando. Altri opliti illirici, altri lancieri. Io sto rimanendo qui da queste parti, come si suol dire, sto camperando per far disgregare le forze agli avversari. Anzi, io direi un attimino di stare calmi. Io vorrei spezzare le forze avversarie, farlo attaccare su due fronti, in modo tale da non concentrare tutta la forza d'attacco su un unico fronte. Eccoli i nostri uomini qui nelle retrovie. Vediamo questa unità se la possiamo portare qua dietro, magari riusciamo a raggirare. Purtroppo le unità sono quelle che sono. Vediamo se con i nostri frombolieri riusciamo a fare qualcosa. Addirittura altri lancieri da queste parti. Vediamo se possiamo metterli in prima linea. Eccoli che arrivano. Altre leve illiriche, ragazzi, cercano appunto di accerchiarci. Mi sa che possiamo fermare un attimino il tempo alla sua regola, al suo tempo regola. Perfetto, attenzione, ecco altri opliti illirici in prima linea. Vediamo un po' se con i carri da guerra possiamo disturbarli da queste parti con delle ottime frecce sul capo. Eccoci, questo deve essere appunto il nostro generale secondario, se non sbaglio, appartenente all'esercito secondario. Ormai siamo qui e non possiamo perdere più tempo. Ed ecco, attenzione che si avvicinano gli opliti, eccoli qua, illirici, 2 unità. Vediamo di inviarle direttamente da queste parti. Gli agricoltori vediamo di lasciarli un pochino indietro. Ok, vediamo di spazzarli come meglio possiamo. Perfetto, i nostri uomini mettiamoli da questa parte. Ci sto provando con tutte le mie forze, ragazzi. Vediamo un po'. Eccoli che iniziano il combattimento. Ecco che arrivano addirittura anche le cavallerie avversarie. Partono le leve illiriche fiduciose. Abbiamo iniziato il combattimento, ragazzi. Attenzione, vediamo se possiamo avanzare. Le cavallerie mandate in avanti. Vediamo se possiamo accerchiare gli avversari in qualche modo. Avanziamo con le nostre unità. Eccoli, attenzione, il nostro plotone principale tutto da questa parte. Concentriamo il fuoco tutto da questa parte. Ok, ed ecco che arrivano gli avversari. Eccole anche le cavallerie nemiche. Attenzione, eccoli che arrivano. Oddio, perché devo di aver fatto pausa. Avanti, 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 avanti i nostri uomini. Vediamo un po' da queste parti cosa stanno combinando. Attenzione, sono frombolieri nemici. Vediamo se possiamo ingaggiare immediatamente. Avanti, 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 carri da guerra. Vediamo se possiamo attuare la nostra modalità corpo a corpo. Avanti, ragazzi miei, vediamo di procedere. Queste sono delle nostre unità molto importanti. Vediamo di colpirli proprio alle retrovie. Li abbiamo quasi eliminati. Il nostro generale è sotto attacco, maledizione. Ragazzi, vediamo di iniziare il combattimento arduo. Da queste parti tutti i nostri uomini dovranno attuare la modalità combattimento avanti
avanzato, eccoli qua, cacciatori di teste e frenesia. Perfetto, anche il nostro generale, ispiriamo le nostre unità migliori e vediamo di continuare a combattere. La nostra modalità combattimento avanzato, forza ragazzi che ce la possiamo fare, cerchiamo di essere molto rapidi per riuscire a spazzare gli avversari proprio nelle retrovie, dobbiamo riuscire a penetrare da questa parte. Avanti ragazzi miei, facciamo un giro da questa parte. Allora, attenzione, altri opliti lirici, stiamo smembrando le unità nemiche, attenzione, con i nostri grandi carri da guerra, purtroppo stanno proteggendo anche molto bene, non riusciamo a girare, ci hanno proprio bloccato, braccati alle retrovie. Ecco, le nostre unità cercano appunto di resistere ma stanno cedendo. Vediamo se possiamo avanzare ragazzi, cercate di resistere ancora un po'. Attaccheremo alle retrovie se possiamo, vediamo un po', tanto i frombolieri li abbiamo cacciati. Vediamo se con queste unità riusciamo a colpire tutti questi dannati frombolieri. Avanti. Il nostro generale sta cercando di dare del suo meglio. I nostri purtroppo uomini stanno cedendo agli avversari. Vediamo se possiamo farcela. Attenzione, ancora continuano. Il nostro frontone sinistro perde colpi purtroppo. Vediamo se possiamo attaccare i nemici alle retrovie. I nostri carri da guerra stanno disseminando il panico ma non riescono a essere competitivi al massimo. Vediamo se possiamo attaccarli alle retrovie. Avanti che stiamo arrivando con i nostri uomini. Forza che riusciamo a fare del nostro meglio. Avanti, maledizione, sono troppe le unità nemiche. Forse riusciamo a buttare a terra questo dannato a generale nemico. Avanti che li abbiamo colpiti proprio alle spalle. E davvero spade contro lance alle spalle, addirittura alle retrovie, possono dare davvero molto fastidio. Ed ecco che gli avversari si sentono un pochettino braccati proprio alle retrovie, colpiti di dietro, non riescono più a capire chi sono i loro alleati, chi sono i loro nemici. Attenzione ai nostri carri da guerra, continuiamo da queste parti, non fermiamo i carri. Ragazzi, dov'è l'altro carro da guerra? Purtroppo nel mezzo della mischia. Vediamo se possiamo continuare e grazie al cielo siamo riusciti con un'abile mossa, come dire, con una sorta di corsa a ostacoli, a scavalcare gli avversari e a ottenere un'ottima vittoria, purtroppo di misura, se non sbaglio, eroica, certamente. Guardate il campo di battaglia come è stato ridotto. 2400 uomini sotto il generale Maros, perdono esclusivamente 605 unità di qualche reggimento più onorevole sicuramente, però abbiamo ucciso quasi 3000 uomini e ancora una volta gli uccisori di Ciclopi non sono riusciti a uccidere Polifemo, poiché li ha schiacciati con la sua col suo plantare da gigante ubriaco. Ed ecco che cadono al tappeto gli RDA. Stavolta ragazzi avete rotto le scatole, vi lanceremo una bella lancia dritta nella vostra città e cercheremo di infiammarla. Allora, vediamo se possiamo farli scappare. Grande vittoria, davvero ragazzi, mostruosa. Cerchiamo di portare a termine la nostra come possiamo dire, vittoria proprio addirittura eroica nei riguardi della loro città. Hanno perso 3000 uomini, possiamo dire, forse la colonna portante del loro grande esercito. Però ragazzi, come ovviamente dobbiamo fare, certamente dobbiamo lanciarci adesso nell'attacco, poiché gli avversari non hanno grandi possibilità di difesa. Appunto volevo farvi vedere uno dei miei prossimi acquisti a livello di testi letterari. Ho visto un nuovo libro davvero fantastico, ve lo farò vedere sulla pagina Facebook, che proprio concerne con questo fantastico ambito bellico. Ovviamente è l'arte della guerra di Sun Tzu, davvero fantastico. Ho visto che ci sono davvero tantissime strategie di guerra, strategie militari, anche strategie che vengono interpretate in maniera, come dire, dalla società, e quindi potrebbe essere un buon acquisto anche per concludere e completare la campagna anche con i Macedoni, che sicuramente inizieremo al termine di questa. Quindi ragazzi, se qualcuno di voi l'ha letto, mi raccomando, mi faccia sapere di che la sua opinione. Comunque ho letto qualcosa, le prime pagine così allo scaffale, davvero molto interessante, quindi avevo intenzione di acquistarlo per attuare quegli insegnamenti proprio direttamente nelle nostre campagne. Il generale è morto, maledizione, il generale Maros ha aumentato il suo grado e Virindovic è morto perché ovviamente cause naturali. Eccolo qui. Allora, alleato conferma l'obiettivo di guerra, cerchiamo un altro sostituto per i nostri uomini, 10 morale a tutte le unità, perfetto. Allora, appunto ragazzi, se avessi combattuto la nostra battaglia automaticamente avrei perso, però come diceva il nostro Sun Tzu, infatti ho letto le prime pagine, dobbiamo essere simili all'acqua. L'acqua si addice, come dire, si adatta a qualsiasi recipiente, a qualsiasi condizione, e anche noi dobbiamo fare lo stesso. Diceva anche che le battaglie sono come una sorta di correzione, qualcosa che è superfluo, poiché la battaglia si vince prima di cominciarla. Lo scontro è solo una sorta di mettere i puntini sulle i, quindi cercheremo di fare lo stesso. A quanto pare ha funzionato negli ultimi anni, però continueremo a attuare le sue teorie alla grande. Allora, la vendetta di Agrona, vediamo, sta pattugliando la zona. I reti fuggiti dal nord, sbaragliati dagli Elvezi, ancora nel mare Adriatico, chissà che cosa vogliono fare. Intanto noi abbiamo l'opportunità, questo
queste unità ormai saranno semidistrutte. Conferiamo al nostro generale Maros un'ottima onorificenza. Vediamo di celebrarlo con un po' di astuzia. E soprattutto cerchiamo di utilizzare la nostra spia per cacciare questo dannato agente. Un assassinio? Una manipolazione? Sì, una coercizione. 95% esito positivo. Dai, amico mio, che ci sai fare? Agente nemico ostacolato, non ha obbligato. Ok, i suoi progressi sono stati rallentati. Va bene, questa unità navale, più che unità navale, questa flotta navale possiamo condurla direttamente a Epidamos, cittadina nemica, sotto il controllo degli RDA per il momento. Vediamo un pochettino. Allora, hanno ben 2100 unità. Era solo una sorta di truppa in avanscoperta. Allora, hanno troppe unità per i miei gusti. Torniamo un attimino indietro e riorganizziamo le forze. Allora, poniamo la nostra flotta da queste parti. A Brindisi credo che abbiamo delle ottime unità. Sono i campioni di Albione, molto leggera, fanteria corpo a corpo. Va bene, abbiamo anche, queste sono più che altro truppe di stazionamento, non sono molto utili nel combattimento. Vediamo qui un po' come sta andando la situazione. Ok, però ragazzi dobbiamo concentrarci su un bell'obiettivo. Dobbiamo capire che la nostra campagna militare dovrà essere spostata al nord. Intanto a Sparta come sta andando? Vincoliamo questo esercito, svincoliamo l'esercito dalla cittadina di Sparta. Allora, e va bene, svincoliamo l'esercito di Atene dalla sua città. Va bene la situazione. Quindi io migliorerei il bosco di Rosmerta in altare di Rosmerta per aumentare ancora l'ordine pubblico. E così possiamo portare questi due eserciti al nord. Le spade del potere. Ragazzi, vi aspetta una lunga giornata, lunghi anni di cammino, più o meno almeno 500-600 km di cammino per arrivare a nord. E vediamo un po'. Ok, i bambini di Bruto mi sa che hanno ultimato le loro possibilità. Siamo al massimo. Sono eserciti completamente rinfoltiti e avanzeremo. La modalità marcia avanzata, marcia forzata, vediamo di utilizzarla perché dobbiamo spostarci rapidamente, ragazzi. Eccola. Andiamo, sì, perfetto, da questa parte, attraversiamo la foresta. Attenzione che in Macedonia abbiamo qualche problemino. A Pella, nonostante l'altare di Rosmerta, non riusciamo a mantenere l'ordine pubblico appunto secondo i canoni. Vediamo da questa parte, attenzione, abbiamo la cittadina di Pulpudeva che soffre. Stiamo costruendo due edifici, 3 turni. Vediamo se possiamo edificare magari un altro edificio per tenere l'ordine sotto controllo a Pella. Vediamo un'altra sacra recinzione. Questi eserciti che abbiamo vincolato da questa parte li sposteremo. Le nostre spie le faremo salire verso nord. Ok, il nostro Tax Maruglio. Ancora truppe spartane da queste parti, nemici di Circe. Vediamo se intanto con la nostra unità possiamo procedere in avanti. Il nostro asino d'oro, eccolo qua. Il nostro grande Apuleio, eccolo qui. Vediamo di procedere in avanti. Ok, abbiamo anche i vincitori di Ubrauco che stanno soffrendo molto. Vediamo se con la modalità marcia forzata le unità possono vediamo un po'. Vediamo. Però sicuramente possiamo curarci con questa modalità attiva. Allora continuiamo a procedere magari nel territorio dei nostri alleati. Allora io direi, abbiamo 2 eserciti da queste parti. Cerchiamo di procedere proprio verso questa zona. Conquisteremo magari la cittadina di Epidamus tra qualche turno. E poi con queste unità vediamo di perpetrare proprio all'interno dell'Europa, proprio di questa parte d'Europa. Vediamo in che modo possiamo arrivare verso nord e giungere proprio nei riguardi della Suebbia. Vediamo di capire. Eccola qui, la provincia della Suebbia. Guardate un pochettino, questa è la cosiddetta Germania Magna. Anzi, io direi intanto di analizzare la mappa dopo che abbiamo completato il turno. Allora, la nostra grande druida rimarrà qui, perfetto, amministrando la provincia locale. Anche la nostra grande amica lo sta facendo bene. E garantiamogli anche un'ottima opportunità per avere le tangenti dei mercanti. Meno 10% la ricchezza totale, risparmiando sugli edifici. Allora, vediamo un po'. La cittadina di Apollonia va bene. Non miglioriamo il porto perché abbiamo pesce in abbondanza. Allora, ok, perfetto. Miglioriamo il nostro grande terreno recintato con un'ottima cava d'argilla. Perfetto, ci consentirà di guadagnare qualche soldo in più con l'esportazione. Allora, Tracia, va bene, qui tutto sta andando per il meglio. Ok, ad Apollonia dobbiamo solo ripristinare l'ordine, magari convertendo questa vecchia baracca ellenica in qualcosa inerente al nostro ambito. E adesso dobbiamo cercare di eliminare Epidamos. E poi io intendo, passiamo un attimino il turno. Ok, qui nel nord.
Ok, Epapho vediamo di renderlo più abile più avanti. Credo che con i reti abbiamo, se non sbaglio, un patto di non aggressione, ma anche un'alleanza, un transito militare, qualcosa del genere. Quindi cercheremo di sfruttare il territorio dei reti per passare avanti. Intanto attenzione, Luisita. Ma quanto sta diventando forte Sparta. Abbiamo sotto la Libia, i Luisitani, cartaginesi non sono riusciti a gettare a terra l'ultima flotta spartana, maledizione. Cerchiamo di essere più veloci, ragazzi. Noi dobbiamo concentrare la nostra attenzione verso altri popoli. Dobbiamo fuggire quindi da questa sorta di terreno spartano. Quindi vediamo, ragazzi, di procedere all'interno del prossimo turno. Ed eccoci, ragazzi, all'interno della nostra mappa conquista. Vediamo un pochettino di analizzare la situazione. Allora, è passato appena un anno e vediamo di analizzare la nostra tattica. Le nostre unità sono sicuramente all'interno del contesto della Macedonia e qualche unità nella Tracia, però sicuramente dobbiamo capire come fare. Allora io direi, dopo aver distrutto gli Ardiei, aver consegnato questa cittadina ai Dalmati magari in maniera tranquilla, vediamo di liberare la città, io direi di imbarcare le nostre unità proprio ad Apollonia, farle arrivare nella cosiddetta Repubblica Cisalpina, eccola qui, e procedere verso questa zona, magari accedendo alla Suebbia tramite il corridoio quindi dei reti. Eccolo qua, attraverseremo questa zona e cercheremo, ecco appunto, date un'occhiata, i reti sono già riusciti a conquistare parte della Germania Magna e ci introdurremo proprio all'interno della Germania Magna e utilizzeremo questa sorta di ponte d'accesso per entrare in Suebbia. I Goti, attenzione, sono riusciti anche a entrare in Suebbia, forse daranno fastidio alle nostre unità, però necessariamente dobbiamo fare qualcosa per conquistare questa regione. Per forza dobbiamo intanto eliminare gli Ardiei. Attenzione che è arrivato l'autunno come al solito, sì, perfetto, tutto è diventato più marroncino, più oscuro, però intanto vi voglio far notare che da queste parti la Libia ha schierato 3 esercitoni imbarcati, non sono flotte, sono 3 eserciti, quindi sicuramente, ragazzi, vogliono conquistare Sparta. Attenzione ai Lusitani e tutto il popolo appunto dei Pergamon, dei Sardi, che ha dichiarato appena adesso guerra, se non sbaglio, a Sparta. Date un'occhiata, Tilis, perfetto, e un'altra fazione, i Siraci, perfetto, quindi Sparta è proprio braccata in questa sua isoletta di Creta, che dopo essere stata ricostruita dall'eruzione di un bel vulcano, eccola qui che cerca appunto di ricrescere, però non credo che ce la farà. Intanto noi a nord cercheremo di fare qualcosa di importante. Questa dannata, vediamo di manipolarla con un'altra coercizione. Il nostro amico avanti, un pochettino di tranquillità, vediamo se riusciamo a prenderla. Ancora ostacolata, niente, abbiamo guadagnato un punto in più, rendiamolo sempre più abile nell'avventura, 20 ricchezza dall'avventurarsi, ok. E adesso dobbiamo fare qualcosa. Intanto con i reti cerchiamo di stringere degli ottimi rapporti. Allora, i reti sono qui in basso, perfetto, siamo abbastanza amici. Allora, io direi intanto di avviare la diplomazia. Benvenuto, valoroso amico, birra, bere, ok, siamo in ottimi rapporti. Vediamo un pochettino, un transito militare, successo alto. Un'alleanza militare... bassa. Allora, ma se invece io tolgo il transito militare e partecipo alla guerra contro i Suebi, alta, perfetto. Allora, intanto vediamo un po'. Vorrei farlo subito, però non abbiamo fretta. Dobbiamo solo attendere qualche turno. Lo faremo appena arriviamo nella Repubblica Cisalpina del Nord. Allora, vediamo un po'. Pulpudeva, non possiamo passare di qua, altrimenti violeremo una regola, un principio. Che ho detto? Non possiamo passare di qua e il nostro soldatino passa. Vediamo di spostarci di qui. Violeremo il principio di sorveglianza dei confini emanato quando abbiamo iniziato la campagna. Allora, Epidamus qui, il nostro volere di Andraste, triballi. Ma con i triballi abbiamo degli accordi. Allora, da questa parte ci sono solo i triballi che ci creano problemi. Dove sono? Eccoli qua. Vediamo se possiamo chiedere magari un transito militare. Vediamo, eccoli qua. Moderata. Cosa chiedete in cambio? Hanno accettato l'offerta. Potete passare nei miei territori e io posso passare nei vostri. Perfetto. Allora, avanzeremo da questa parte. I triballi ci consentono di passare. Vediamo se possiamo. Triballi, possiamo passare, vero? Tranquilli. Oh. Allora, attaccheremo alle spalle. Ecco perché l'accordo militare ci serviva, perché possiamo attaccare alle spalle. Vediamo un pochettino di procedere con le spie. Perfetto. Qui va bene. Pulpudeva stiamo migliorando. Miglioriamo la nostra sala delle riunioni per avere morale e ricchezza. Perfetto. Appella, la situazione sta andando molto bene. Non stiamo più degenerando le nostre spie. Grandioso. Ok. Allora, la vendetta di Agrona si apposterà da questa parte. Le nostre spade del potere vedranno di attuare la modalità normale per giungere proprio ai piedi della collinetta della baia di Epidamos con i nostri bambini di Bruto.
Avanzeremo ancora di più, proprio qui. I vincitori di Ubraco, grandi ragazzoni, si sono già spostati, cercheranno di raggirare. Il nostro spione è appena arrivato, ok. Perfetto, vediamo di avanzare più che possiamo. Va bene. I guerrieri del guado. Vediamo se abbiamo dimenticato qualche esercito. Da queste parti non credo. Allora, mi sa che abbiamo fatto tutto. Allora, io direi di conquistare direttamente questa città nel prossimo turno, ragazzi. Credo che i reti non sono in guerra con gli RDAs. Vediamo un pochettino i reti. Reti sono in guerra esclusivamente con... Ah, RDA pure. Allora possiamo stare tranquilli. Vediamo che cosa succede, ragazzi. Intanto io direi di procedere verso nord con tutte queste unità che abbiamo disponibili. Quindi dobbiamo solo attendere il prossimo. Ed eccoci arrivati, ragazzi, ci troviamo proprio sempre quasi a metà dello stesso anno. Comunque i reti hanno dichiarato immediatamente guerra agli avversari. Il nostro unico esercito, i Cenico, le spade del potere, si trovano a 500 miglia da questa città e potrebbero attaccare davvero molto rapidamente. Qui, visto che è una battaglia abbastanza vinta da parte nostra, denocchiata alla grande potenza delle nostre unità, gli avversari hanno umili uomini, umili leve, che non hanno nessuna possibilità contro di noi. Sicuramente l'attacco è comandato dai venti di Latobbio, che appartengono all'esercito alleato, diciamo. Però siamo coinvolti in questa battaglia. Non credo di combatterla, perché sarebbe davvero una battaglia già vinta, dando un'occhiata alla qualità delle unità rispetto alle nostre. Quindi vediamo di concentrarci su una misura, su una risoluzione automatica della nostra battaglia. Purtroppo dobbiamo sacrificare una buona parte dei nostri uomini, proprio perché i reti appunto non hanno grandi possibilità. Certamente abbiamo affondato le navi più importanti. Ottima vittoria di misura. La cittadina è stata eliminata direttamente. Abbiamo fatto dei prigionieri, però certamente questi prigionieri dovranno essere rilasciati. Il nemico e i suoi alleati ti guarderanno con occhio di riguardo se libererai certamente questi prigionieri. Liberiamoli, ragazzi. Facciamo un pochettino di pulizia, ma in maniera tranquilla. Ma ancora continuano gli assedi nei riguardi della cittadina di Epidamos, e sicuramente l'assedio verrà portato a termine dai nostri uomini in modalità equilibrio. Non siamo troppo aggressivi. E finalmente eliminati dalla faccia della terra, gli RDA cadono proprio oggi. Altra liberazione di prigionieri, perché non devono essere oppressi. Ve l'avevo detto che volevo liberare la città. E adesso vediamo se siamo riusciti ad eliminare questa dannata fazione. Intanto vediamo di andare in avanti. Ok, ne ho letta un'altra di Sun Tzu, ragazzi. Diceva sempre che lo spionaggio e le spie erano quindi le migliori armi per combattere una guerra, perché erano quelle che ti facevano vincere la battaglia. Quindi in pratica dobbiamo continuare sulla strada che abbiamo sempre seguito. Le spade del potere sono riuscite a ottenere ottimi guadagni a livello di esperienza. Intanto un intrigo politico e un ottimo grado per la nostra druida. Epidamos da oggi appartiene ai nostri cari amici reti, con i quali stipuleremo un bel trattato di alleanza e ci uniremo alla guerra con i cari suebi che ci attendono dall'inizio della nostra partita. Allora, alleanza militare? Ancora no, ma se io vi propongo una bella partecipazione di guerra, ovviamente voi dite sì. Quindi vediamo un pochettino. Alleanza militare, partecipiamo alla guerra e no, attenzione. Se io dovessi attaccare, come dire, spedire il gufo dalla voliera ai reti, loro sicuramente ci farebbero entrare in guerra immediatamente. E la nostra Suebbia potrebbe, intanto l'inverno, Frosty the Snowman si sta divertendo qua nel mare, alla grande. E potrebbero, vi ho detto, attaccare la parte nord. Infatti qui non abbiamo unità Camdolium, non abbiamo nessuna unità che ci possa difendere da eventuali attacchi. Intanto miglioriamo tutte le nostre industrie. Perfetto, attenzione, no, che stiamo migliorando. Attenzione all'ordine pubblico. Ok, ne stiamo migliorando uno dove? Ai Boracum. Ma no, attenzione, no, non vogliamo avere problemi di ordine pubblico in queste città. Quindi vediamo di stare un attimino calmi. Morindum, le nostre vecchie città. Abbiamo ottimi campi di grano qui nel nord, grano inglese. Per adesso non voglio convertire queste cittadine, anche se ci darebbero grandi possibilità a livello produttivo. Va bene, questa sorta di zona niente, dobbiamo rimanere così. Allora, un campo di grano lo convertiamo in qualcosa di più interessante, come un altare di Rosmerta, ed effettuiamo tutti questi miglioramenti. Vi dicevo, le nostre spie sono ancora in territorio nemico da tantissimo tempo, stanno analizzando la situazione, non hanno visto niente di che, quindi magari possiamo procedere da questa parte. Ho visto che hanno migliorato con una patch, oltre alle capacità estetiche dell'inverno, ho visto che gli sviluppatori con l'inverno, come era su Shogun, hanno implementato
il logoramento, quindi davvero una bella cosa. Per quanto riguarda questa sezione, quindi evitiamo di dichiarare guerra adesso perché potrebbero attaccare le coste dell'Inghilterra con una bella battaglia d'Inghilterra e la cosiddetta operazione Leone Marino. Quindi attenzione a quello che succede perché non credo che questa volta ce la possiamo fare. Allora, intanto le spade del potere verranno migliorate, vediamo di dare più possibilità alle nostre unità, vediamo un po', 5% danni da costare tutte le armi, ok, corpo a corpo, perfetto. Va bene, allora tutte le nostre unità attiveranno la marcia forzata. Il nostro generale, eccolo qui, potenziamo la sua autorità, va bene, eccole qui. La nostra flotta pattuglierà sempre queste zone in caso Sparta ci darà problemi, quindi scendiamo verso sud, ok. Vediamo, altri vincitori di Ubraco qui stanno utilizzando sempre la marcia forzata. Nel nord marcia forzata, volere di Andrast, tutti marcia forzata. Ok, Tax Maruglio procederà verso nord. Lui può camminare tranquillamente perché non influenzerà le popolazioni locali. Qui in basso portiamo tutte le spie al nord, spostiamo il centro battagliero proprio verso nord, le nostre unità iceniche, i nostri spioni, il nostro Lupin, ok. Vediamo di procedere sempre verso nord, ancora più in alto. Mamma mia che montagnone, le Alpi ragazzi, eh? Vediamo di scendere un attimino qui. Allora, vediamo un po', abbiamo anche il nostro Tax Maruglio che si è mosso. La nostra ragazzona, vediamo di farla a pezzi. Non ti vuoi convertire a noi? Assassiniamola con un massacro. Vediamo se riusciamo a farcela. Attenzione, nemico ferito. Te ne vai sul monte Ida per qualche anno e cerchi di stare tranquilla. Poi scendi illuminata tipo Zarathustra con qualche bella notizia e ti ritiri quindi in qualche monastero. Quindi ragazzi l'abbiamo tolta di mezzo. Allora, vediamo di procedere con queste nostre unità in mare. Quest'altra unità, il volere di Andraste, sempre in mare. Ok, purtroppo i vincitori di Ubraco anche loro in mare. Va bene. Allora, uno dopo l'altro dobbiamo sbarcare a Arminum. Vediamo un pochettino la nostra Rimini. Vediamo di andare da queste parti. Tutti a Rimini. Perfetto, ci facciamo qualche bel bagno lassù. È troppo bello. Ok, vediamo di procedere. Passeremo da Roma. La cittadina di Apollonia è ancora in tranquillità. Va bene. La vendetta di Agrona, perfetto. Vediamo, tutte le unità sono a posto. E quando arriveremo proprio da queste parti, nei pressi della linea di confine, eccola qui, cercheremo di dichiarare guerra per essere un pochettino più abili e più tranquilli. La cosiddetta linea gotica durante la seconda guerra mondiale, ragazzi, eccola qui. Allora, vediamo un po', intanto a Velatri ci sono problemi. Carpentiere attivo per ripristinare la nostra potenza a livello bellico. A Roma abbiamo una fornace, da queste parti un maniscalco e anche un carpentiere. Quindi la parte nord dell'Italia, della nostra penisola, potrebbe essere una sorta di base di rifornimenti per spedire quindi armamenti ai nostri uomini, anche macchine d'assedio per condurre la campagna in Suebbia durante questo duro inverno. Quindi cerchiamo di stare attenti e capire quello. Benvenuti nel 100 a.C. ragazzi, vediamo un po'. Cause naturali, la nostra spia ovviamente nel nord dopo tanti anni è morta, va bene, in un territorio così ostile, così strano, ovviamente neve 30 cm alta da terra, sicuramente le sue possibilità erano inferiori a quelli che vivevano nel sud, va bene, non è un problema. Una fazione si unisce alla guerra, tutti contro Sparta ragazzi, Attenzione, rapporto di costruzione, ottimi edifici, tratto per la nostra grande druida, Yatta, mamma mia. Intanto questa deve essere appunto la Suebbia. Eccola qua, questa è la Germania Magna con capitale, l'ultima capitale spostata, vediamo un po', eccola qui, Tulfirum. Ok, e la Suebbia, mamma mia, composta da 4 città, di cui Lupfrudum, capitale, si nota appunto l'accento un pochettino tedesco. Vediamo di salire intanto con le nostre unità verso nord, vediamo appunto di spostarle come meglio possiamo, tutti al confine, la linea gotica ragazzi. Passiamo alla linea Gustav da queste parti, vicino Salerno, e cerchiamo di arrivare proprio verso nord. Attenzione, tanto vediamo di partire verso l'altra zona. 3 eserciti ragazzi, mi sembra che ne avevamo di più, però vediamo un po'. Infatti il volere di Andraste anch'esso procederà con la marcia forzata. Adesso ragazzi concluderemo la nostra avventura, il nostro gameplay, poiché questi movimenti un pochettino sono noiosi, questi movimenti come dire di spostamento delle nostre unità. Quindi riprenderemo anche all'interno del prossimo gameplay la prossima volta. Voi volete procedere da questa parte ragazzi? No, dovete scendere in mare. Riprenderemo all'interno del prossimo gameplay ragazzi, per nel momento in cui saremo arrivati direttamente alla nostra linea Gustav, per cercare di procedere. Quindi intanto niente, il nostro volere di Andraste vuole proprio procedere dall'altra parte. Così sia ragazzi, volete fare così, va bene per me, non ci sono problemi. Quindi girate dall'altra parte. Anche il volere di Andraste ragazzi è potente come
unità. Attenzione ai triballi, magari dobbiamo chiedere un ottimo come dire, un ottimo transito militare ai nostri dalmati. Lo faremo, va bene, non è un problema. Così arriveremo direttamente vicino alla nostra Patavium, proprio da queste parti. Allora cerchiamo di procedere con i nostri uomini. Va bene, volete proprio, non vogliono procedere, l'Appennino non lo vogliono fare, vogliono andare proprio dalla Jugoslavia, tutti quei territori lì. Va bene, procedete ragazzi miei, che cosa vi posso dire? Va bene, intanto vediamo di fare qualcosa di importante. Nel sud avevo visto la nostra vendetta di Agrona, la mandiamo in aiuto alle nostre unità. Ho visto che i Cantabri davvero si stanno divertendo con tutte queste flotte, hanno eliminato quasi tutte le unità i nostri alleati, però dobbiamo dargli una mano, non possiamo solo assegnargli la città e sperare che la distruggano, dobbiamo aiutarli in qualche modo. Arriviamo intanto ad Atene, cosa sta succedendo? Vediamo di aumentare la tratta degli schiavi al prossimo come dire, al prossimo livello, altra ricchezza, altro come dire, altra ricchezza dal nostro commercio degli schiavi. Lo so che non è una cosa bella, ma a quei tempi a quanto pare era legale per tutti gli imperatori opprimenti, tutti totalitaristi, ragazzi. Intanto il nostro prossimo altare verrà dedicato a vediamo un pochettino, vediamo Bosco di Nodens, sì, Bosco di no, facciamo il Bosco di Andraste, può essere molto più utile, un orefice per aumentare ancora la ricchezza, e a breve convertiremo la cittadina di Apollonia. Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, ci siamo un pochettino dilungati in questi ultimi dettagli, però sono importanti. Con queste unità avanzeremo verso la linea Gustav, proprio da queste, la linea gotica, la oltrepasseremo, avanzeremo verso il valico Tung Shao da queste parti, e vediamo di capire come fare. Allora, le nostre spie ancora ci sono, vediamo un po' il nostro amico, è quasi pronto. Allora, la Suebbia, a quanto ho capito, inizia qui, all'Upfrudum. Upfrudum, Rugigon, Alabu, vediamo dov'è Alabu. Abu, ecco la scimmia di Aladdin. Vediamo dov'è la scimmia di Aladdin. Dov'è Abu? Quindi due città sono qui. Ascalasius deve essere qui e Abu deve essere qui, o più avanti. Sì, deve essere qui. Allora ragazzi, cercheremo di analizzare questo territorio che è davvero sconosciuto. Nonostante tutto abbiamo scoperto tutta questa zona, quindi questi spioni dovranno procedere verso l'altra parte. Allora, ci siamo divertiti alla grande con quella bella battaglia. Stiamo per ultimare la nostra tecnologia della bonifica della terra, e ci lanceremo dopo nel corno di guerra. Il corno suonerà nel fosso ancora una volta. Lo faremo suonare per combattere alla grande nel fosso di Helm. Sicuramente dobbiamo assumere Gimli, ragazzi, per farglielo suonare. Il nano, eccolo qui. Intanto Epafo, il nostro grande Epafo, Tax Maruglio, i nostri grandi uomini. Allora, vediamo di procedere fin qui. Vediamo se abbiamo una zona da dove procedere. Ok ragazzi, siete pronti? La Noreia. Allora, stiamo procedendo. Il nostro Tax Maruglio, il nostro spione. Sembra Tiff, ragazzi. Guardate che figo. Garrett, proprio preciso. Vediamo di procedere magari verso nord. Grandioso. Allora, ragazzi, mentre facciamo queste ultime, completiamo, rifiniamo la nostra opera d'arte, ovvero il nostro movimento. Vi voglio dire che su Formula 1 2013 sto per completare le qualifiche. Ho finito finalmente le prove libere. Ho trovato un assetto che non è... Cioè, credo che l'assetto sia abbastanza buono. Mi sono ispirato anche alle vostre idee, ai vostri consigli. Però la pista è molto difficile. Vi ho postato una foto su Facebook che descrive sicuramente la pista di Singapore. Avete visto i punti dove vi ho indicato che mi trovo in difficoltà? Curva 15, 16, 17. Sono delle curve molto ma molto difficili. Comunque, nonostante ho un ottimo assetto, è molto complicato completare i giri al massimo e riuscire a essere competitivi in qualifica. Certamente non credo di riuscire a piazzarmi nelle prime posizioni. Penso di arrivare magari entro la quinta, sesta, ma ottava, nona posizione. Ecco, questa griglia di partenza dovete immaginare, perché la pista è molto complicata e nonostante la mia bravura, che davvero non è a quei livelli, non riuscirò quindi a ottenere ottimi risultati nella prima parte delle qualifiche. Poi se in gara siamo fortunati, la situazione potrà essere ribaltata. Comunque una piccola notizia su Formula 1. Come al solito vi farò vedere le foto narranti i tempi delle qualifiche, prima sessione, seconda e terza, e sicuramente nei prossimi giorni vedremo di far arrivare anche degli altri gameplay di Tiff, perché come avete visto mi sta piacendo davvero tanto. Quindi continuiamo su Rom 2. Ho visto tanti commenti, ragazzi, all'interno dei quali volevate sapere quando appunto avrei iniziato la campagna
con la Macedonia. Bene, la campagna con la Macedonia la comincerò appena ultimeremo questa, ovvero conquistiamo la Suebia e ci lanciamo con la Macedonia. Prima devo leggere Sun Tzu, le leggende, per capire come affrontare poi il tutto alla grande. Comunque ragazzi, credo che nel giro di un altro paio di settimane, al massimo 2 settimane, riusciamo a farcela, perché come sapete in questo periodo primaverile vi ho scritto che davvero ho poco tempo, quindi quando posso vediamo di fare qualche bella partita e completare la nostra avventura. Comunque fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un voto e un commento. Ciao a tutti, ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay.